Con Mister Campi al termine della sconfitta per il suo Tavagnacco 2-1 qui tra le mura amiche in uno scontro diretto contro il Freedom. Una sconfitta che però lascia l'amaro in bocca per come è maturata la partita, giocata alla pari in inferiorità numerica per tutto il secondo tempo, più qualche manciata di minuti nella prima frazione. Cosa si può rimproverare alle ragazze? Diciamo che sotto il profilo dell'impegno niente. Hanno giocato alla pari in inferiorità numerica per un lungo tratto e siamo poi rimasti in 10 per un infortunio, un'ingenuità. Abbiamo preso questa palla lunga e Sattolo è uscita anche molto bene, tra l'altro, per cui doveva far così. E non dovevamo prendere quel contropiede evidentemente in quel momento che stavamo producendo gioco, però è chiaro che un errore ci è costato molto molto caro. Un po' di sfortuna, ma anche qualche rammarico e anche qualche decisione forse contestata, proprio l'espulsione di Sattolo, secondo alcuni con il petto, secondo altri con le mani, sul raddoppio di Burbassi, una possibile trattenuta nel cerchio di centrocampo. Si può recriminare per qualche decisione arbitrale o si guarda soltanto al campo? Ma io tendo a guardare al campo, è chiaro, diciamo che in questi episodi ci è andata male e li rivedremo per valutare poi i nostri effettivi errori, però diciamo che dobbiamo assolutamente concentrarci su quello che possiamo controllare noi, non certo posso guardare quello che fa l'arbitro. Un punteggio che ovviamente non può far sorridere, però anche quando sei sotto a 2 minuti dalla fine per 2-0 riesci a riaprire la partita e quasi a pareggiarla. È la dimostrazione di una squadra che ha pochi punti ma tanta voglia di lottare. Le ragazze hanno questa bella caratteristica, non mollano mai e speravo che oggi con un pochino più di fortuna venissero anche premiate perché hanno anche prodotto delle belle cose che hanno dimostrato ancora dei miglioramenti. Senza il portiere titolare Sattolo nel prossimo impegno, però la sostituta Milena Cocina ha fatto molto bene, dunque una prova importante anche per lei nonostante un risultato che poi non può dirsi positivo. Milena è una classe 2007 che stimo molto, una gran portierina e ha avuto l'occasione e si è comportata molto bene. Dunque con questa prestazione si guarda al futuro con un sorriso o si pensa più ai rimpianti per i punti che non sono arrivati in casa? Dobbiamo guardare avanti e guardare avanti significa lavorare, guardare con ottimismo quello che possiamo migliorare e fare meglio. Perfetto, ringraziamo Mister Campi.